Passa il testimone Mario Conte alla nuova assessora alla cultura. Consegnati alla nuova incaricata Maria Teresa De Gregorio come un rito il dossier per Treviso, capitale della cultura 2026 e il libretto delle attività culturali cittadine del 2023, incarico che assumerà a partire dal 1 gennaio 2024. Credo che la cultura sia un terreno sul quale veramente si possono anche stringere delle relazioni e dei rapporti, andando a creare una rete e un sistema che si può definire un ecosistema, cioè nel senso che non solo il sistema delle istituzioni, delle associazioni culturali, ma un sistema che comprenda anche altre realtà che possono contribuire alla realizzazione e alla crescita del tessuto culturale cittadino. Era stata annunciata come una posizione di estremo rilievo per la giunta Conte, insediatasi a maggio e che già presentava l'incognita dell'assessorato alla cultura. Promessa mantenuta, Maria Teresa De Gregorio, già direttrice della direzione Beni e Attività Culturali della Regione Veneto, prende le redini dell'amministrazione culturale della città. Dopo la priorità di chiamare a raccolta le imprese per fare rete sul versante cultura, tante le idee e i progetti sul piatto. Primo fra tutti portare avanti il programma del dossier cultura per Treviso Capitale del 2026 in vista del 5 marzo, data nella quale sarà presentato il dossier al Ministero della Cultura. Non siamo ossessionati dalla vittoria, siamo orgogliosi di essere nella finale, però per noi è importante il percorso da qui alla finale, nel senso che dobbiamo sfruttare questa opportunità per convocare gli stati generali della cultura trevigiana e generare comunque un momento di crescita importante per la città, per i cittadini e per tutto il territorio. Le forze saranno concentrate in questi primi mesi lì e poi ovviamente l'attenzione a tutto quello che è il mondo della cultura, dalle grosse istituzioni, dai musei, alle biblioteche, al teatro ovviamente e poi a tutte quelle iniziative che nel territorio accadono e che fanno di Treviso una ricchezza enorme.